i versi che leggeremo insieme. Leggiamo da Marco capitolo 9, dal verso 21. Gesù domandò al Padre: da quanto tempo gli avviene questo? Sta parlando di un figlio indemoniato. Egli disse: dalla sua infanzia, e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù: dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Ogni cosa è possibile per chi crede. Girando pagina al capitolo 10, il verso 26, dopo l'episodio del giovane ricco e il Signore che dice che quanto difficilmente potranno entrare nel cielo quelli che sono attaccati alle ricchezze materiali, i discepoli dissero, essi sempre più stupiti dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E poi nel capitolo 14, Gesù nel Getsemani, siamo al verso 34. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Diceva: Abbà, Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Preghiamo il Signore. Signore, metti in noi la consapevolezza di essere davanti all'Iddio Onnipotente. Attraverso le parole di Gesù, attraverso la tua parola, Signore, ricorda al nostro cuore che ogni cosa ti è possibile, Signore, perché la gloria di ogni tuo atto, la gloria di ogni aspetto della nostra vita ritorni a te, oh Signore. Signore, abbiamo tanti pesi, abbiamo tante difficoltà e per noi è un balsamo al cuore sapere che tu puoi tutto, Signore. Mentre ascoltiamo la tua parola, mentre ci fermiamo davanti a te, Signore, alimenta la nostra fede. Signore, riempimi di Spirito Santo, aiutami, Signore, abbi pietà di me, perché io possa condividere con i miei fratelli la tua parola e non pensieri umani. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Marco in particolare, riguardo poi al passo del giovane ricco, ne parla Luca, ne parla Matteo, ma è Marco in particolare che usa questa espressione: ogni cosa è possibile. Gloria a Dio. Ogni cosa è possibile. Questa espressione che è stata così abusata, così travisata, così mal interpretata, ogni cosa è possibile. Mettiamo subito le cose in ordine, perché vogliamo che questa parola diventi realtà nella nostra vita, la vogliamo realizzare. Ogni cosa è possibile, non per tutti. Non per tutti. Ogni cosa è possibile, non vale per chi vuole. Non vale per chi si convince. Non vale per chi lo dichiara. Sapete, ci sono
delle correnti evangeliche non bibliche, che dicono dichiara, dichiara, dichiara e la cosa avverrà. Non è così. Ogni cosa è possibile, non vale per chi dichiara, non vale per chi vive il pensiero positivo, per chi trova il bene in ogni cosa e cerca di vedere gli aspetti migliori, allora ogni cosa sarà possibile. Non è questo, non è questo. Ogni cosa è possibile a Dio, solo a Lui. Questo ce lo dice il Signore, questo lo ricorda Gesù. Queste espressioni, ogni cosa è possibile, vale solo per Dio. L'espressione Dio onnipotente vuol dire che ogni cosa è possibile per Lui. Quindi abbiamo ordinato i pensieri, abbiamo messo da parte le false dottrine e allora vogliamo entrare dentro questa verità, perché è una verità straordinaria per noi. Ogni cosa è possibile a Dio, ma Dio è per noi un aiuto sempre pronto. Dio è per noi un Padre amorevole. Dio è per noi favorevole. Dio ci chiama figli. Dio ha lo sguardo suo rivolto sulle nostre vite e quindi è per noi una gioia, una speranza, una promessa, sapere che ogni cosa è possibile a quel Dio che ci ama. Alleluia! Perché questo ci fa sperare in Lui, perché questo mette in noi la fede per credere che Lui può ogni cosa, non noi, ma Lui opererà in nostro favore. Egli farà tutto per la nostra salvezza. Egli farà tutto perché noi possiamo essere assicurati all'ombra delle sue ali. Nel capitolo 9 abbiamo letto di Gesù che dice a questo padre che aveva provato a rivolgersi ai discepoli di Gesù riguardo a un figlio indemoniato che veniva gettato nel fuoco e nell'acqua e non aveva pace. È un padre, penso, da padre, non trova pace fino a quando non vede risolto questo problema così terribile di suo figlio e grida notte e giorno. E questo padre andò a Gesù, ma Gesù purtroppo, quando questo padre arrivò nella comitiva di Gesù di Nazaret, Gesù era sul monte della trasfigurazione con Pietro, Giacomo e Giovanni. E allora cosa fece questo padre disperato? Non disse, io ci ho provato, poi Gesù sa se Dio vuole, ma che? Un figlio indemoniato non ci deve dare tregua fino a quando la liberazione non è venuta. E allora questo padre va dai discepoli di Gesù, ma i discepoli di Gesù non poterono fare nulla, si trovarono limitati. E Gesù poi scese dal monte e incontrò questo padre e gli disse: da quanto tempo gli avviene questo? Dalla sua infanzia, e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli risponde: dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede in me. Perché era chiaro il riferimento. Quel padre era andato lì perché credeva in qualche modo, credeva che lì sarebbe potuto accadere qualcosa, ma aveva incontrato i discepoli, non era accaduto nulla, ma poi si è trovato faccia a faccia davanti a Gesù. E Gesù fu lui a dirgli: ogni cosa è possibile per chi crede in me. In me. Noi vogliamo credere in Dio. Noi vogliamo credere nella parola di Gesù. Non dobbiamo volere le cose. Io voglio che accada questo. Io voglio che succeda questo. Io voglio che cambi questo. Non è questa la vera fede.
La vera fede si poggia non sulle circostanze, non sui nostri desideri, non sulla nostra visione delle cose. La vera fede si poggia soltanto in Dio, perché in Dio ogni cosa è possibile. La Scrittura ci esorta a tenere fermo il nostro cuore e fisso il nostro sguardo, non sulle circostanze, ma su Gesù, vero Dio che può ogni cosa. Alleluia! E questa mattina è Gesù ancora che lo ricorda al nostro cuore e ci dice: se credi in me, ogni cosa è possibile. Ogni cosa può cambiare. Ogni cosa può essere trasformata, ogni cosa può iniziare, perché io ho la parola di onnipotenza. Alleluia. Il figlio indemoniato fu liberato. La figlia di Jairo tornò in vita. La donna del flusso di sangue fu guarita nonostante 12 anni di cure inefficaci, perché ogni cosa è possibile in chi crede in Dio. Ogni cosa che noi possiamo portare a Lui, se crediamo in Lui e solo in Lui, Lui è capace di trasformarla, perché Egli fa le cose che noi non possiamo fare, Egli fa le cose che noi non concepiamo neanche. Egli ha ogni cosa nella sua mano. Egli ordina i venti e i venti tacciono. Egli ordina ai morti e i morti risorgono. Ragazzo, disse a quel ragazzo che era nel corteo funebre che l'avrebbe portato al cimitero. Era un cadavere, era una salma preparata, imbalsamata, pronta per la sepoltura. Ragazzo, dico a te. Egli parla ai morti e tornano in vita. Egli sgrida il mare e il mare si fa gran bonaccia. Lui lo fa. Lui lo fa. E noi vogliamo credere in Lui. Amen. In Lui. Quando perdiamo la fede, ci scoraggiamo, è perché il nostro sguardo è rivolto sulle cose che noi vogliamo cambiare. Ma noi dobbiamo fissare, come dice lo scrittore agli Ebrei, Gesù, porre il nostro sguardo fisso su di Lui, perché è Lui che può ogni cosa. Ogni cosa è possibile a chi crede in Gesù. Ogni cosa è possibile a chi crede in Dio. E chi crede in Dio vedrà la risposta, anche contro speranza. La storia di Abramo ce lo insegna. Il padre della fede, colui che credette in Dio, che credette senza vedere, e davvero è un esempio per noi. E quanto piccoli siamo davanti a quest'uomo di fede. Senza vedere, Dio parlò e lui ubbidì una volta, 2 volte, 3 volte, quando lasciò il suo parentado, quando lasciò ogni bene, quando portò suo figlio per essere sacrificato, Dio parlava e lui credeva. Ma credeva perché Dio parlava. Tante volte noi esercitiamo questa falsa fede che non è nient'altro che qualcosa di umano, terreno, che troviamo anche nelle religioni orientali, anche chi non crede in Dio e si fonda su questo che dicevo prima, è il pensiero positivo, e noi vediamo una cosa e iniziamo a credere che deve cambiare. Non funziona così. Ogni cosa è possibile a Dio, ma se Lui parla, noi vogliamo credere con tutto il nostro cuore. Dici se puoi. Era Gesù che l'aveva detto. Io posso ogni cosa. Gli stava dicendo. Dici se puoi. Ogni cosa è possibile a chi crede in me. E quando Egli parla, noi vogliamo credere in Lui. Amen. Vogliamo credere in Lui. Anche se ci sembra che le cose non cambino e Lui ci ha detto che cambieranno, fratelli, è solo una strana impressione, perché se Lui ha detto che le cose cambieranno, Egli può fare ogni cosa. Anche se noi crediamo che non cambieranno o non crediamo che cambieranno, non conta nulla ciò che noi crediamo e non crediamo. Noi dobbiamo credere in Dio, perché se Lui ha detto che nostro figlio sarà liberato, che chi è morto risusciterà,
che le cose che non vediamo si realizzeranno, se le situazioni che Lui ha detto che cambieranno davvero. Noi dobbiamo credere in Lui e alla Sua parola tutto avverrà. Alleluia. Dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede in me. Crediamo in Gesù questa mattina. Amen. Perché Egli può fare ogni cosa. Se ha parlato, la sua parola non cade mai a vuoto. Al capitolo 10 abbiamo letto di questa strana vicenda, di questo bravo giovane, di questo uomo che era benestante e fu stanato dal Signore. Io ho deciso di servirti, Gesù, io cammino con te, io mi sono sempre comportato bene, un buon figlio, un buon israelita, servo anche nella sinagoga, vado tutto bene, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù raggiunge subito il suo cuore e gli dice: vendi i tuoi beni, dagli ai poveri. Non ai poveri buoni. Questa cosa la dobbiamo notare, perché non tutti i poveri sono apprezzabili, molti sono duri, malvagi, a volte sono in condizioni di indigenza a motivo della loro crudeltà, della loro malvagità. Dobbiamo dire le cose come stanno. Ci sono quelli che purtroppo non hanno avuto del bene nella vita materiale, ma altri no. E Gesù disse: dai i tuoi beni ai poveri, a qualunque categoria di poveri, non guardare se lo meriteranno, se non lo meriteranno, dai, e poi vieni e seguimi. E lui ne ebbe gran dispiacere e lasciò il Signore. E i discepoli dissero: ma se lui se n'è tornato a casa e non ha accettato la parola di Gesù, ma qui la cosa si fa complicata. Evidentemente i discepoli videro in quel giovane un esempio migliore di loro stessi e chiesero al Signore: Signore, abbiamo letto, a chi dunque può essere salvato? E Gesù risponde: agli uomini è impossibile, non difficile, è impossibile essere salvati, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Alleluia. Ogni cosa è possibile a Dio, oltre ogni possibilità umana. Dio salva, Dio è l'unico che può salvare, Dio è l'unico che è capace di cambiare il cuore. Noi non lo possiamo fare, non possiamo cambiare il cuore nostro e quantomeno possiamo cambiare il cuore degli altri, ma Dio è l'unico che cambia il cuore, Dio è l'unico che dà vita all'anima, Dio è l'unico che dà la nuova nascita, che rigenera, e non è un'opera umana, non lo decidiamo noi, non lo stabiliamo noi in un certo punto della nostra vita, è Lui che salva. E questo pensiero ci dice che Egli può ogni cosa, Egli fa ogni cosa anche oltre i nostri limiti, oltre quello che noi possiamo fare, oltre quello che noi possiamo immaginare. La nuova nascita è l'atto più straordinario e inconcepibile che noi possiamo incontrare nella nostra vita. È più di una guarigione terrena, è più di un miracolo fisico come camminare sulle acque o moltiplicare i pani, è di più, è un atto spirituale che entra nell'eternità, ci spinge nell'eternità. Noi che siamo destinati alle pene eterne, è l'atto più straordinario e lo fa solo Dio. E noi non avremmo mai immaginato di pensare cose che prima non pensavamo, di sentire cose che prima non sentivamo, di desiderare di vivere in un modo in cui prima ci sentivamo estranei e nemici in ogni maniera. È l'opera di Dio. Egli solo salva. All'uomo è impossibile, ma non a Dio, perché a Dio ogni cosa è possibile. Dio lo fa. Ecco perché tutti quelli che invocheranno il nome del Signore saranno salvati. Quelli che invocheranno il nome del Signore dicendo: Signore, io ti invoco, ma so per certo, lo so per certo nella mia vita che non posso essere salvato, che non merito di essere salvato, ma invoco il tuo nome, Signore. Tutti quelli che invocheranno il nome del Signore saranno salvati, perché è Lui che lo fa.
tutti quelli che andranno a Dio, tutti quelli che lo chiameranno, tutti quelli che spereranno in Lui, troveranno salvezza, perché è Lui che salva. E quelli che dicono come accadrà, come farò, cosa avverrà, non chiedertelo, perché la salvezza è l'atto più lontano dalla nostra intelligenza, è qualcosa che noi non possiamo comprendere. Nicodemo, l'abbiamo visto insieme, andò da Gesù e disse: come possono avvenire queste cose? Io in tarda età, come posso nascere di nuovo? Non lo puoi comprendere, Nicodemo, non lo possiamo comprendere noi. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così di chiunque è nato dall'alto, chiunque è nato dallo Spirito. Ma Dio lo fa. E Dio lo fa in un istante, in un batter d'occhio. Dio lo fa questa mattina, Dio lo fa qui, questa mattina. Tutti quelli che invocheranno il nome del Signore saranno salvati e nasceranno di nuovo, e sarà l'opera del Signore. C'è speranza per i nostri figli, c'è speranza per i nostri genitori, c'è speranza per i nostri mariti e le nostre mogli, c'è speranza per le persone che amiamo, c'è speranza per le persone a cui abbiamo parlato di Gesù, c'è speranza, sapete perché? Non perché le cose stanno migliorando, non perché abbiamo capito dove noi abbiamo sbagliato, c'è speranza perché Dio fa l'impossibile, Egli salva, perché solo Lui può farlo, ogni cosa è possibile a Dio. E noi pregheremo con fede, perché crediamo in Lui. Amen. E Lui sa come raggiungere i cuori. Marco capitolo 14, abbiamo letto di Gesù che lo disse a quell'uomo, lo disse ai Suoi discepoli, abbiamo letto, è sempre Gesù che esprime questa verità. Evidentemente noi uomini, se l'idea, il pensiero di Dio fosse affidato solo a noi, alla nostra intelligenza, lo renderemmo un Dio piccolo, un Dio limitato, un Dio che può molto, strabiglia gli occhi, fa cose incredibili, ma c'è un limite. Evidentemente solo Gesù poteva dirci, con parole così assolute: a te, o Dio, ogni cosa è possibile, ogni cosa. E nel Getsemani lo ridice. Di nuovo è Gesù che lo dice, mentre prega il Padre: Signore, io ti prego, perché a te ogni cosa è possibile. Anche in questo momento, in cui io desidero con tutto il cuore, perché sento l'amarezza del peccato che si sta avvicinando a me, che sono senza peccato, anche in questo momento io ricordo che a te ogni cosa è possibile. Però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, che non cambia le cose. Quando Dio non ci esaudisce, Egli ancora è il Dio dell'impossibile. Egli fa le cose che noi non possiamo fare. Egli può fare ancora tutto, anche quando non ci esaudisce. Lo ripeto, anche quando non ci esaudisce. Perché noi siamo così, perché noi preghiamo e se non ci esaudisce, noi abbiamo diverse strade da prendere. O ce la prendiamo con gli altri, o ce la prendiamo con Dio, perché può ogni cosa, ma è stato duro e implacabile con noi e non ci ha voluto esaudire. Oppure diciamo e perdiamo la fede: non puoi tutto. Sì, puoi fare delle cose, abbiamo ascoltato delle storie, ma non puoi tutto. Su questa parte della vita mia, su questo problema, su questa situazione, non puoi intervenire. E quindi
la mia preghiera diventa a te soltanto una preghiera di consolazione. Fammi resistere, fammi andare avanti, che io porti avanti giorno dopo giorno questa vita in questa terra così faticosa, perdendo la fede. Gesù nel Getsemani disse: Padre, se tu vuoi, tu puoi allontanare questo calice da me, perché a te ogni cosa è possibile. Però non la mia volontà, ma la tua. E questo ci fa capire che se avesse voluto, Dio avrebbe potuto allontanare quel calice. Ma il pensiero mi fa tremare il cuore. Ovviamente è un'ipotesi fasulla, perché sappiamo com'è andata la storia. E ringraziamo il Signore che quel calice non si è allontanato, ma Gesù l'ha bevuto fino in fondo per la nostra salvezza. Ma Dio continua a essere il Dio che può ogni cosa, anche quando non ci esaudisce. Perché, fratelli? E questo deve aprire il nostro cuore al cielo in maniera superiore dei primi due esempi. Perché? Perché quando Lui non ci esaudisce, Lui sta facendo quell'impossibile che noi neanche immaginiamo. Egli avrebbe salvato l'umanità, che è impossibile, è inconcepibile per noi. Ci viene forse facile aiutare qualcuno, 1, 2, 3, ma Egli stava salvando l'umanità intera, non solo presente 2000 anni fa sulla terra, ma quelli del passato e quelli che sarebbero venuti e noi stessi. Egli stava facendo ciò che non è possibile all'uomo. Quando noi non vediamo Dio all'opera, ci dobbiamo ricordare che i Suoi piani non sono i nostri. Ci dobbiamo ricordare che i Suoi pensieri non sono i nostri e che ogni cosa è ancora possibile a Lui. E che noi non vediamo e che noi forse siamo legati forse alla nostra visione delle cose, ai nostri desideri. Gesù ci insegna invece che anche quando le cose non sono desiderabili per noi e anche quando non comprendiamo le vie del Signore, noi dobbiamo sempre aggiungere una frase: Signore, a te ogni cosa è possibile, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E quando non ci esaudisce, in realtà sta facendo ancora di più. Sta esaudendo non solo noi, ma molti altri, perché l'opera sua è grande. È così grande che quando la vediamo diciamo: Signore, grazie che non hai esaudito la mia preghiera, perché quello che avevi pensato per me, per chi è intorno a me, per la mia vita, per il piano che hai presente davanti ai tuoi occhi nella mia vita, è meglio, è più grande ed è impossibile, ma tu l'hai fatto, Signore, perché a te ogni cosa è possibile. Alleluia. Ciò che non immaginiamo, le cose più grandi e meravigliose, Lui le farà. Amen. Non so se c'è questa mattina qualcuno che ha una preghiera che non trova esaudita davanti al Signore. Hai la fede questa mattina di dire al Signore: Signore, anche se non sono esaudito, a te ogni cosa è possibile, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Hai questa fede? Se ce l'hai vedrai qualcosa che è più grande della tua preghiera non esaudita, è più grande. Vedrai più gloria, più grazia, più misericordia. Vedrai le anime salvate. A Dio ogni cosa è possibile. Ho cercato nel greco un'espressione carina che mi voglio ricordare a memoria: pantadunatà. Se vi piace ricordatela anche voi. Pantadunatà. Ogni cosa è possibile a Dio. E Dio è qui tra noi. Ci alziamo in piedi.